Tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora Matteo Lepore, il sindaco di Bologna, quello della città a 30 chilometri all'ora per poter sentire il canto degli uccellini e del divieto di barbecue per combattere l'inquinamento, perché questi sono due provvedimenti bandiera della sua sindacatura, ebbene ha però aggiornato il concetto di surrealismo amministrativo, perché se infatti gli esempi ricordati possono ancora stare nel campo del comico, certe sue esternazioni dopo i fatti di Bologna, in cui la città è stata saccheggiata, le forze dell'ordine sono state assaltate dalle squadracce antagoniste, certe sue esternazioni rivelano una concezione tragica del rapporto tra amministrazione e cittadinanza e di come certa cultura di sinistra approccia la sicurezza urbana. L'esito di questa esternazione è molto semplice, lo mette bene in risalto oggi Libero. Lepore ha pensato bene di invitare in comune i violenti che gli hanno saccheggiato la città per confrontarsi con loro. Nella sua formulazione ci sarebbe questa distinzione, cioè lui non invita gli anarchici o diciamo i soliti collettivi abitué degli scontri, tra l'altro quindi in questo modo ammettendo che ci sono centri sociali abitué degli scontri. Non sappiamo se tra essi ci sia anche il centro sociale Labas, a cui lui diede uno spazio pubblico per festeggiare la morte di Silvio Berlusconi, ma comunque lui dice no, io invito gli studenti, soprattutto gli stranieri di seconda generazione nati in Italia, per parlare con loro, perché voglio capire, fa questa distinzione dimostrando proprio di non cogliere cosa sta succedendo nelle città italiane, nella sua in primis. Cioè si sta creando, si è già creata probabilmente, quella saldatura tra il mondo antagonista della sinistra radicale e appunto seconde generazioni radicalizzate, tendenzialmente di cultura islamica o comunque nordafricani, che odiano il paese che li ospita e ce l'hanno urlato loro in Piazza Duomo, cioè non è un'illazione di quei reazionari di Radio Libertà. Loro hanno detto in Piazza Duomo a Milano che odiano l'Italia. È quella saldatura lì che, per esempio, in un paese come la Francia ha preso definitivamente piede attorno a quello che si chiama ormai islamogoscismo. Quindi è difficile fare questa distinzione perché è lo stesso fronte antagonista che attacca la nostra sicurezza e la nostra convivenza civile. Ma questo ovviamente Lepore non lo può ammettere, perché dovrebbe ammettere che non tutti gli stranieri sono degli specchiati cittadini, e questo certa retorica di sinistra non se lo può concedere. In ogni caso, queste sono state le esatte parole in consiglio comunale, cioè in una sede istituzionale. Nei prossimi giorni ci sarà un invito da parte nostra per venire a Palazzo d'Accusia e incontrarci. Penso sia importante parlarsi per capire che cosa si vuole fare in questa città. Cioè, bisogna confrontarsi sul futuro della città con coloro che l'hanno appena devastata. È interessante, sicuramente una prospettiva avveniristica di amministrazione, diciamo. Convochiamo la delinquenza organizzata, perché queste erano quelle squadracce, e in quelle squadracce c'erano anche questi giovani di seconda generazione, e confrontiamoci sulle magnifiche sorti progressive di Bologna. Tant'è che l'Epore ovviamente ricorda, abbiamo iniziato il nostro mandato affrontando il tema con l'impostazione dello ius soli. Certo, giusto, è esattamente il momento storico in cui concedere più facilmente la cittadinanza a chi ci odia, a chi vuole devastare le nostre città, a chi non si sente italiano e anzi assalta in primis le forze dell'ordine italiane. Mi pare una percezione salda delle priorità da parte di Lepore. Le nostre piazze sono piene di manifestazioni dove si usano parole forti per provare a convincere i più giovani ad aderire a cause che si ritengono giuste. Noi dobbiamo impegnarci per costruire con loro un dialogo costruttivo.
Ma io immagino qualunque bolognese compur sui, che è dotato ancora di 2 neuroni funzionanti, non vuole costruire nessun dialogo costruttivo con chi ha devastato il negozio sotto casa, saccheggiato le vie in cui i cittadini bolognesi vivono, lanciato pietre contro la polizia, incendiato macchine. Cioè, chi si è dedicato al saccheggio urbano, io immagino che chi vive nella città di Lepore ha nessuna voglia di confrontarsi con costoro, vorrebbe solo che costoro fossero messi in condizione di non nuocere, rispondessero alla legge delle devastazioni che hanno fatto, non siano ricevuti in comune per parlare del futuro della città. Cioè, non mi capacito io stesso di quello che sto dicendo, perché davvero siamo nel campo del surrealismo. C'è stata una commistione molto forte tra ragazzi di origine straniera, italiani, universitari, in realtà più antagoniste, cioè c'erano degli antagonisti moderati e in realtà più antagoniste, questa sarebbe la distinzione di Lepore. Questo scenario preoccupa, è certo che preoccupa, sei il sindaco, ti hanno devastato la città e la tua preoccupazione la declini invitandoli in comune? Davvero non ci si capacita. Credo che dobbiamo confrontarci, trovare una strada comune, perché non basta solo la repressione. Questo è il classico refrain della cultura buonista di sinistra. Non basta solo la repressione. Anzitutto la repressione è condizio sine qua non quando la legge viene così platealmente calpestata e la sicurezza delle città viene così palesemente messa in crisi. Perché lo Stato civile e la convivenza civile si reggono sulla repressione di chi rompe le regole base. Non è fascismo, è l'ABC della società liberale, ma probabilmente per l'Epore sono sinonimi. E poi in coda regala un'ulteriore perla, perché l'Epore attacca le piattaforme social che non sono più strumenti a sé stanti, non sono dei luoghi del libero pensiero. Abbiamo il compito di prendere le distanze da quel modo di gestire la realtà e la verità. Cioè, finché l'agorà social replicava il luogo comunismo caro all'Epore, censurava con i suoi algoritmi i contenuti in nome delle ideologie care all'Epore e sosteneva politiche care all'Epore, l'agorà social era la nuova frontiera della democrazia 5.0. Adesso che alcuni big del settore, Musk in modo dichiarato e ormai storico, Zuckerberg in modo recente e più opportunista, ma comunque hanno rotto questa cappa politicamente corretta dell'agora social, improvvisamente i social non sono più dei luoghi del libero pensiero. Cioè, capite che stravolgono la logica in modo straordinario, la ribaltano, cioè la guerra è pace, siamo Orwell per costoro, fino ad approdare all'assurdo un sindaco che invita alcuni di coloro che gli hanno devastato la città per confrontarsi sul futuro della città medesima. Quando